Allora torniamo ai nostri intenti, vi richiamo all'ordine, ai nostri intenti parliamo di sanità. Allora io vorrei vedere anche il contributo, abbiamo visto la copertina e dopo con i nostri ospiti precisiamo a che punto siamo della vicenda. Vediamo anche il contributo dell'intervista a Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, che cosa dice a riguardo. Innanzitutto vorrei dire ai cittadini che sono molto attenti che la partita della ULSS unica non è una novità. Lo sarà per quelli che non si ricordano cosa dicevano in campagna elettorale, perché vi ricordo che le famose 7 ULSS regionali erano diventate un po' il mantra di tutti i partiti politici, no? Bisogna fare una ULSS per provincia, solo che c'è una differenza: io ho vinto le elezioni, la faccio, gli altri lo hanno solo detto. E siccome era un impegno elettorale scritto, depositato in Corte d'Appello nel mio programma di governo, io ho mantenuto quella parola che ho dato e ho presentato un progetto di legge che prevede la riduzione delle ULSS. Punto. I cittadini giustamente sono preoccupati. Anch'io mi preoccuperei se qualcuno ti viene a dire che un ULSS provinciale ti fa sparire gli ospedali, non trovi più i medici, non ti cureranno più, morirai per strada. E io farei la rivoluzione, siete anche troppo tranquilli. Ma la verità è che è solo un fatto amministrativo per noi. Cioè non c'entra niente con la cura del cittadino e l'erogazione dei servizi, anche quelli amministrativi. Non c'entra proprio niente. L'azienda zero non è altro che la condivisione di cose che si possono fare in un'unica realtà. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere una ventina di uffici legali in Veneto, uno per ogni ULSS? Se qualcuno me lo spiega, mi dà anche una spiegazione di natura manageriale. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere 300 dipendenti che si occupano dell'informatica delle ULSS? Penso che ci fosse un'unica realtà, magari forse riusciremo anche a farle dialogare queste ULSS, visto che ancora non dialogano tutte tra loro con sistemi che dialogano tra di loro. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere una ventina di uffici tecnici e di uffici che si occupano delle gare d'appalto per manufatti che poi facciamo ogni 10 anni, ogni 5 anni, cioè non è che si fa un ampliamento dell'ospedale ogni settimana. A me sembra l'ABC, no? Cioè non serve essere andati a scuola o essere premi Nobel di economia. In qualsiasi buona famiglia, quando studi economia ti dicono il principio del buon padre di famiglia, dici quelle cose che si possono fare assieme senza licenziare, ma pensando che il futuro vada in questa direzione. Tutto qua. Allora, incominciamo un po' a fare il punto alla luce di quanto ha detto il Presidente. Dico ai nostri spettatori, era invitato anche il Presidente della Commissione Boron, che rappresenta il Governo della Regione della Lega, ma all'ultimo non è potuto venire per impegni sopravvenuti, ma era stato invitato. Prego, Vicepresidente. Viene difficile qua perché la nostra è una visione estremamente critica e facciamo fatica ad andare vicino a quella che è la visione appena adesso rappresentata dal Governatore Zaia. Il motivo è presto detto. Sulla carta può sembrare un buon intento, ovvero quello di andare a unificare tutte quelle che sono, appunto lui diceva, le sovrastrutture, ovvero le strutture amministrative, gli uffici legali, i centri per gli acquisti, tutto ciò, quindi la parte burocratica, diciamo, i costi. E questo sicuramente penso che trovi d'accordo chiunque sia una persona, insomma, di buon senso, che dice, caspita, ma perché dobbiamo avere 20 doppioni, triploni, appunto 20 volte lo stesso ufficio quando possiamo averne uno unico? E quindi fino a qua tutto pacifico, stiamo parlando dell'azienda zero. Quello che a noi non piace, che spaventa terribilmente, su cui non faremo un passo indietro, è la questione che all'interno di questa azienda zero vogliono essere dati, conferiti tutti i soldi della sanità veneta. Questa famosa, l'abbreviazione, queste sigle, questa GSA, questa gestione sanitaria centrata, quindi i soldi di fatto che fanno funzionare tutta la sanità vengono dati in capo a un unico soggetto. E su questo noi diciamo no, senza A né ba, cioè non esiste. Perché, vi dite voi? Per un semplice motivo: non mi sembra che qua in Veneto siamo proprio i campioni del mondo nella gestione del denaro dati a un unico soggetto che ne può disporre come vuole. Il Consorzio Venezia Nuova insegna. Allora ci andrei con molta cautela a depositare 8 miliardi e mezzo di euro all'anno. Ma non sono stati accolti degli emendamenti in gestione che a un unico ente. Gli emendamenti sono in fase di discussione, dovremmo iniziare da domani la discussione in aula. Questo è un punto fondamentale, noi non possiamo assolutamente soprassedere da questo, perché se si tratta di andare a togliere burocrazia alla sanità veneta, ma signori, ma tappeti rossi.
Ma se si tratta di andare a dare i soldi della nostra sanità, dei servizi che servono a gestire gli ospedali, gli ambulatori e tutto ciò che è la sanità, in capo a un unico soggetto, no signori, fermi tutti, questo non esiste, soprattutto perché non è neanche un soggetto politico la regione, ma è un soggetto esterno fatto da tecnici che vengono nominati. E ripeto, questo non va bene alla luce poi del fatto che la questione della trasparenza, quindi come vengono gestiti questi soldi, è estremamente opaca. Noi abbiamo fatto degli emendamenti che vanno proprio a battere su questo, cioè a dire ogni singolo euro deve essere tracciato e facilmente riconducibile al suo tragitto. Come viene speso, perché viene speso, quando viene speso. Oggi questo a noi non risulta e quindi anche su questo non si fa mezzo passo indietro. Ultimo ma non ultimo, la questione del project financing. Project financing o progetti di finanza cosiddetti per le nuove strutture. Per le nuove strutture e quelli vecchi, quelli già in essere. Quindi pensiamo per esempio all'ospedale dell'Angelo, un ospedale che doveva costare 250 milioni circa di euro a progetto e che pare che costerà 1 miliardo e 200 milioni di euro alla fine dei conti. Allora questi soldi non possono andare sulle spalle dei cittadini, noi vogliamo che vengano chiusi immediatamente questi contratti di project e che soprattutto che non ne vengano fatti di nuovo. E quando troviamo in questa legge che di nuovo viene fatto menzione a questi progetti e che si parla addirittura di nuovi progetti di questo genere che dovranno essere gestiti da questa azienda zero, no signori, qua stiamo creando un mega mostro che si gestisce tutti i soldi, che gestisce questi progetti pericolosissimi e di cui non si ha una chiara tracciabilità degli spostamenti del denaro. Fermi tutti un secondo, siamo partiti da un buon proposito di dire togliamo burocrazia, ma invece qua mi sembra che stiamo finendo da tutt'altra parte, ovvero a gestire in una maniera che a noi non piace per nulla i soldi della nostra perché sanità. Lei mi sembra di capire che dice questa azienda zero gestirà direttamente questi quattrini, comunque per un discorso di trasparenza, di tracciabilità o altro deve comunque essere creato un apparato di controllo, un apparato burocratico e quindi di conseguenza non va a sburocratizzare nulla, questo vuol dire? No, io dico in questo momento che c'è una regione, la regione Veneto gestisce 8 miliardi e mezzo di euro all'anno che sono i soldi per gli ospedali, per la sanità, giusto? E continuerà a farlo? No. Sì, lo farà attraverso uno Ho capito, ma cambia molto. È come Adesso dire, vediamo come spiega. cambia molto la situazione, non è più la regione, quindi la politica, quindi i rappresentanti dei cittadini. Non è più la politica, ma diventano i tecnici. Ma diventa quindi uno, cioè in una scatola tu dici prendi l'80% del bilancio della regione e lo metti in una sola scatola dove c'è uno solo che decide, che è stato deciso a Zaia. Fine. Sinigaglia, consigliere? Ecco, alla luce anche dell'esperienza che ha maturato ribadisco questa preoccupazione, la preoccupazione della concentrazione. Ma non era cambiato qualcosa in corso d'opera? Non c'era stato una... No. C'è aumentato il numero delle funzioni, che l'azienda zero deve svolgere. Mantiene la GSA. Rispetto all'inizio non si sapeva se l'azienda zero fosse un'azienda sanitaria oppure un altro ente. Che cosa sarebbe? Spieghiamo in parole povere. È un'azienda sanitaria che però non eroga assistenza, non eroga i LEA, non eroga servizi assistenziali, fa solo la parte amministrativa. Cioè i cittadini non si rivolgeranno mai all'azienda zero, per intenderci, perché in modo che chiediamo tutti per no, non è un ente sanitario, però gestisce anche il registro tumori, gestisce anche questi aspetti, anche il servizio epidemiologico regionale, fanno parte in qualche modo, però è una parte di registro tumori, della raccolta dei dati per fare degli studi e per capire come sta andando appunto questo tipo di patologia, in modo tale che si possa fare prevenzione, che si possa intervenire nel miglior modo possibile. C'è una forte concentrazione che deresponsabilizza. Vi faccio un esempio. Il sindaco di Campodarsego va a protestare presso il direttore generale dell'ULSS Euganea, perché si chiamerà così la nuova ULSS di Padova. Quindi non più 15-16 Euganea. Va a protestare perché non sono aperti i servizi sociosanitari nel territorio di Campodarsego. Guarda, io te li aprirei anche, però l'azienda zero non mi passa i soldi, non mi passa il personale, quindi non posso aprirteli, va bene? Quindi non è mica responsabilità. È il direttore generale. Non è politica l'azienda zero, perché non è che dici ne parlerò. È il direttore generale, cioè deve gestire in maniera, perché
ha un ente, l'azienda Euganea, che è autonoma dal punto di vista giuridico, dal punto di vista delle decisioni, deve dare la risposta ai cittadini. Beh, questo ti viene a dire che non le può, deresponsabilizzando, perché è colpa sua. E se andrò a chi gestisce l'azienda, ma no, è lui che non sa organizzare, no? Quindi praticamente non è più la politica che deve rispondere, è una specie di sostituzione delle responsabilità della politica con il tecnico. Perché? Perché la politica non si prende la programmazione, non si prende in mano la propria responsabilità, concentra dal punto di vista tecnico una serie di decisioni che sono enormi, perché direttamente gestirai 2,5 miliardi, perché acquisti, bandi, informatizzazione, anche qua l'informatizzazione. Ma mi spiegate perché 10 anni fa non si è implementata l'informatizzazione e non si è tirata via tutta sta specie di ogni ULSS, ogni distretto ha il suo sistema informatico? Ma cosa aspettavamo a uniformare tutto il sistema informatico? Il medico di base non dialoga con lo specialista, la specialistica non ogni ULSS ha il suo... Ma è pensabile? Avete la tessera sanitaria in mano nuova che vi è arrivata? C'è un chip, cosa serve quel chip? A niente, perché non è caricato di nulla e non c'è nulla. Dovrebbe avere la tua storia personale, la tua analisi, la tua storia sanitaria. No? Sì. Dovresti andare, capita un incidente, leggono quella e sanno chi sei, sanno tutte le tue patologie, sanno che gli interventi che hai fatto. Il case history del paziente, insomma. Questo è. Senigallia, ma non è che in fondo la politica sta perdendo il controllo della sanità e non vuol mollare l'osso? La sensazione che il cittadino ha dice che la politica vuol controllare, non vuol perdere il controllo della sanità. Ecco, non potrebbe essere visto anche da questo punto di vista? No, da questo punto di vista lascia fare completamente a chi guida la politica attraverso il tecnico, ma viene espropriata la politica che deve prendersi la sua responsabilità. Cioè, è chiaro che se devo chiudere un ospedale politicamente sono in imbarazzo, allora faccio fare il tecnico. È una furbizia questa? È una furbizia bella buona. Non posso pensare che non la politica sparisca, pago prezzo. No, ma la politica deve rispettare la meritocrazia, cioè deve dire che quel primario è stato messo lì e non perché è stato spinto dalla politica, ma perché ha i meriti per fare il primario. Chiaro, questo è un altro discorso. Questo non deve fare la politica, entrare nella nomina dei primari. Ma dal punto di vista della programmazione deve fare la politica, non può essere il tecnico che fa la programmazione e che fa tutto quello che è chiamato a fare come azienda. Guardate che gli obiettivi, per esempio, di centralizzare gli acquisti, c'è già il CRAS dal 2012 e già dal 2012 c'è stata una gestione di circa 1,6 miliardi di acquisti. Fra altre cose, per fare gli acquisti centralizzati devi andare sempre sopra soglia, quindi anche i tempi si allungano, ma anche altre funzioni, bandi per esempio. Già dal 2014 c'è una delibera che consente all'ULSS 16, quella di Padova, di fare i bandi per tutta la regione. Serve un infermiere, lo fai all'ULSS 16 e pescano tutte le altre ULSS. Ma noi abbiamo fatto una controproposta all'Agenzia Veneta Sociosanitaria senza chiamarla azienda zero, però vede la partecipazione dei direttori generali. Ma perché a questo punto invece di nominare i direttori generali nominate uno a part time oppure fate un'unica azienda regionale che è tanto lo stesso a questo punto, no? Se nessuno si prende la responsabilità, cioè, deve essere coinvolto il direttore generale anche presso l'azienda zero. È uno dei punti che vogliamo portare avanti in maniera forte, questa, perché non esiste un'organizzazione di questo tipo dell'azienda zero. Dopo torniamo su questo discorso, Senigallia, volevo portarle via la parola, ma per sentire anche l'onorevole. Ma allora perché? Perché il cittadino è questo che non comprende. Perché è stata creata? Se crea, dopo sentiremo anche le parti sociali che cosa ne pensano. Ma io torno un attimo sul solco di quello che diceva Senigallia. Ci sono delle scelte impopolari da fare perché il bilancio non quadra e pertanto si delega a un soggetto terzo e quindi la politica toglie le mani ma lancia il sasso e attraverso un commissario. Un commissario responsabile che è a capo dell'azienda zero. È drammatico da dirsi, ma è l'incapacità della politica. Questo è l'emblema dell'incapacità della politica di prendersi le proprie responsabilità quando deve prendersele. A me spiace, però è un dato reale. Aspetta, scusi un attimo. Però mi chiedo, lei come sindaco poi non aveva i tecnici ai quali la legge Bassanini dava il compito di firmare? In fondo anche i tecnici al comune firmano e la politica in qualche maniera ha dovuto... Allora, se facciamo un'analisi di questa vicenda, le dico di più. Qualche settimana fa dalla Giunta è uscito il riparto provvisorio di quelle che sono le risorse finanziarie, senza passare dalla Commissione. In Commissione Sanità non è passato nulla.
Ciò significa che qualcuno ha dato delle risorse, le spendono come le ha segnalate a godimento, senza un preciso criterio, e quello che è drammatico, come è successo a novembre, inizio dicembre del 2015, ULSS in positivo gli hanno tolto quelle che hanno le risorse in positivo. E quindi quello che voglio dire, se la sanità deve essere gestita da pochi, io non ci sto a questa partita, sia chiaro, perché essendo stata un sindaco e adesso essendo un consigliere regionale, ribadisco che bisogna rispettare i territori. Noi abbiamo una situazione mista perché abbiamo risorse sanitarie ma anche risorse sociali, e qua mi riallaccio a chi è stato vice sindaco e è andato in conferenza dei sindaci. Quando un comune ci mette dei soldi dei cittadini e deve rispondere per le risorse che investe i propri cittadini, è giusto che abbia la priorità assoluta di poter dire e di poter decidere in un territorio rispetto a un altro che ha delle priorità diverse quali sono e in che modo devono essere spese le risorse. Su questo noi come Movimento del Fare non siamo in linea con quello che è la scelta della Lega. L'altro passaggio che mi rammarica, e lo dico da dipendenti di un ULSS per cui ho lavorato e conosco la materia, da troppo tempo non abbiamo fatto determinate scelte. Ci sono servizi che non sono più attuali, ma perché? Sono cambiate le patologie, sono cambiate le richieste. E perché non si interviene su quello? Mi sovviene un'analisi, mi perdoni, finisco il ragionamento, mi sovviene un'analisi. Come possiamo pensare di mantenere determinati ortopedici in determinati distretti dove l'ortopedia non è scelta dai cittadini e quindi paghiamo delle persone che non hanno visite, ci sono delle liste d'attesa vuote? Non ha senso, quello è uno spreco. Ma l'azienda zero forse dovrebbe fare questo? Ma dovrebbe farlo, ma secondo lei un unico dirigente riesce ad entrare nel dettaglio? A mio avviso, e lo ribadisco, essendo passata da tutti i rami, avendo capito un po' la macchina, in minima parte, non mi permetterei mai di dire che sono tuttologa, ma un buon direttore di un'azienda sanitaria, sapendo fare del suo, sapeva fare delle correzioni che erano assolutamente appropriate, pertinenti e puntuali, ed è quello che la nostra sanità ha bisogno. Non ha bisogno di stravolgimenti, non ha bisogno di scelte calate dall'alto, ma ha bisogno di far funzionare la macchina che esiste, che fin d'ora ha dato anche dei buoni risultati, e pertanto non condivido assolutamente questo modo di gettare il sasso e togliere la mano, perché non fa parte del mio modo di fare politica, quindi non lo condivido. Chiarissimo, no, dopo torniamo su questi temi che sono importantissimi. Devo dare pubblicità subito e poi do la parola a voi come parti sociali, che cosa ne pensate alla luce di quello che è emerso. Poi c'è il discorso delle USL, attenzione che è un'altra questione, tra poco.